Allora, ritorniamo insieme un po' con la questione, abbiamo visto il mercato del lavoro. Come si è modificato, qua ci avviciniamo un po' al discorso dello spoil system, il mercato del lavoro nel Veneto in particolare, per quel che risulta, poi se vuole fare un paragone a livello nazionale, per che le competenze che può avere, ben volentieri. Ma io quando parlo del Veneto parlo di una situazione in chiaroscuro. Siamo Perché? quasi in una terra di mezzo, no? Non abbiamo ancora superato pienamente le difficoltà terribili che ha affrontato anche il Veneto, il suo apparato produttivo in questi 10 anni di crisi. Non siamo ancora di fronte ad una prospettiva di crescita solida e i dati anche di oggi lo dimostrano. Sul piano del mercato del lavoro, apparentemente da un punto di vista numerico e quantitativo, sembra che siamo tornati ai livelli pre-crisi del 2008. Se guardiamo il numero degli occupati, in Veneto siamo Notevolmente, sì, sì. esattamente lì. Se però ci immergiamo sotto la superficie, scopriamo una realtà diversa. C'è stata un'involuzione del mercato del lavoro veneto in questi 10 anni qui. In che senso? Anche qui nel Veneto è aumentato moltissimo il lavoro precario discontinuo e povero. È aumentato moltissimo il fenomeno, ad esempio, del part-time involontario. Se Cosa vuol andiamo, dire part-time vuol involontario? dire quelle persone che lavorano per un numero di ore ridotte, non per scelta di vita Ma perché così personale, ma l'azienda? perché l'offerta è questa e vorrebbero lavorare a tempo pieno, ma non possono perché l'azienda, Non ha l'impresa possibilità. o il contesto produttivo richiede soltanto quelle ore lì. Quindi se andiamo al di là delle teste statistiche e contiamo, l'unico criterio, io penso oggettivo, è il monte ore lavorate. Questo è il criterio vero, quanto lavoro c'è in Veneto. Noi siamo ancora di gran lunga sotto i livelli del 2008. Abbiamo sostanzialmente un meno 2-4% e questo spiega anche le difficoltà che ci sono. In particolar modo le giovani generazioni. Noi abbiamo avuto un trend in 10 anni in cui si è via via ridotto il lavoro stabile a tempo indeterminato ed è aumentato l'intero, diciamo così, menù, Sì. passatemi l'espressione, del lavoro più o meno flessibile, precario, a termine, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo una condizione in particolar modo delle donne che è sofferente, ad esempio il part-time involontario è una condizione che caratterizza soprattutto le lavoratrici. Abbiamo poi un tema che riguarda anche il tessuto produttivo. Io non credo poco all'idea per cui le riforme del mercato del lavoro e delle leggi cambiano le dinamiche strutturali e di fondo. Il punto vero è che il Veneto ha arrestato la caduta in 10 anni, ha dato segnali di ripartenza negli ultimi 2, trainato soprattutto dall'export, questa è stata la Sì, vera infatti chiave questa di è la volta cosa, e va infatti. benissimo, è un nostro grande patrimonio ed è una vocazione che ha sempre caratterizzato il Veneto e che la sta anche trascinando fuori dalle secche di questi anni qui, però bisogna dire in maniera altrettanto chiara, l'export è fondamentale ma non è sufficiente. Abbiamo una divaricazione del nostro apparato produttivo per cui una parte, quella legata all'export, non solo sta bene ma è ripartita già da qualche tempo, ma è una parte minoritaria. Il 75% del nostro sistema delle imprese è ancora legato al mercato interno e qui arriva il nodo vero. Cioè l'Italia non è ancora riuscita a far ripartire una grande leva che è sempre stata il mercato interno. Noi siamo un Ecco, grande esatto, paese è e qui bravissimo. soffriamo. Ecco, ma un attimo che è arrivato un altro messaggio, quindi lo leggiamo subito. Sono a casa malato e vi sto seguendo. Volevo che l'ospite in studio mi indichi almeno 3 ragioni per cui devo iscrivermi ai sindacati. A volte si ottiene di più parlando con il proprio capo. Ho 39 anni e sono operaio edile. E ci si illude di ottenere di più attraverso la contrattazione individuale. Una ragione, i contratti collettivi di lavoro, sia quelli nazionali che quelli territoriali che quelli aziendali, sono stata l'unica leva che ha sostenuto i salari e i redditi da lavoro in questo paese qui. Questi risultati, tra l'altro recentemente abbiamo chiuso anche dopo un'annosa vertenza il contratto della grande distribuzione che nell'ultima tornata contrattuale era l'ultimo che mancava dal 2013 e molto spesso si dà per scontato che le dinamiche salariali cadano quasi così dal cielo automaticamente e invece dietro c'è un'azione di organizzazione, di rappresentanza e di contrattazione collettiva. Guardate che la contrattazione collettiva
ovviamente con i limiti di una stagione che aveva le caratteristiche e le difficoltà che descrivevo all'inizio di questa trasmissione, ha dato un contributo fondamentale quantomeno alla tenuta dei redditi da lavoro. Poi abbiamo il tema ovviamente più in generale, penso ad esempio alle partite pensionistiche, penso alla difesa di un welfare che parla e che dà risposte, pur nei suoi limiti, alla condizione di lavoro. Io lo dico in maniera, se volete, semplificata, ma è una regola che vale nella storia e vale oggi più che mai. Da soli, frantumati, frammentati e isolati si è più deboli. Divide e timpera. Può sembrare in un momento, magari per qualcuno, possibile arrangiarsi da solo e andare a contrattare, ma il mondo del lavoro dipendente è più forte se è unito e se è organizzato collettivamente. Questa è una grande legge della storia. Esatto, c'è per adesso, poi il nostro telespettore diceva sono un operaio edile, per cui senza dubbio non grandissime realtà. A volte sono le persone che screditano le buone idee. In Germania esiste un senso di responsabilità e non i furbetti del cartellino. Purtroppo è un dato di fatto, cioè questo è vero, cioè in Italia appunto tutto questo, anche il discorso del decreto dignità, poi il reddito di cittadinanza eccetera, è oggetto di grandi perplessità perché si sa che purtroppo in Italia ci sono grandissimi approfittatori, c'è questa mentalità, no, di essere furbi. Però stavo dicendo, le piccole realtà del nord-est, tipiche, le piccole aziende italiane, perché poi diciamo che in Italia ormai non abbiamo più queste grandissime, sono poche le grandi aziende. Anche in queste ha peso il sindacato. Faccio l'esempio del messaggio che è arrivato, operaio edile, uno si può immaginare, non sia una grandissima azienda, salvo che sia uno di quei casi rari. Assolutamente sì, tra l'altro l'operaio edile ha una copertura di contrattazione collettiva che è esattamente quella che noi contrattiamo, firmiamo, sottoscriviamo anche nell'ambito dell'edilizia, ma aggiungo di più, proprio un tessuto produttivo come quello veneto, storicamente frammentato, polverizzato, caratterizzato da piccole e piccolissime imprese, penso al settore artigiano che è un settore fondamentale, esattamente in quei settori lì noi siamo riusciti a costruire negli anni, nel rapporto e nella contrattazione con le nostre controparti datoriali, penso alle associazioni dell'artigianato veneto, un sistema avanzatissimo di contrattazione territoriale. Non riusciamo ad esserci in tutti i posti di lavoro, a maggior ragione quando davvero si sta parlando di 1 o 2 dipendenti in cui è difficile esercitare in un contesto come quello una classica dialettica sindacale, ma abbiamo costruito una contrattazione territoriale con le organizzazioni che ha portato a dei risultati importanti, un sistema della bilateralità che proprio il lavoratore edile conosce bene, penso all'EBAV, penso alla Cassa Edile, penso ai fondi di sanità integrativa, Sani in Veneto, sono tutti risultati ascrivibili al lavoro sindacale e devo dirlo, lo riconosco, ad un'ottima interlocuzione con le nostre controparti, perché se posso scegliere nei vari settori qual è quello più qualitativamente avanzato qui in Veneto come proprio contrattazione, è sicuramente il settore del lavoro artigiano, che è un settore fondamentale della nostra economia regionale. Quindi anche le rappresentanze sono valide. Un altro messaggio ancora: purtroppo sono entrato in contatto con un centro per l'impiego e l'esperienza è stata delirante e ovviamente inconcludente, il nulla dietro lo sportello. Teniamo conto che poi i centri per l'impiego molte volte venivano assunte persone, No, ma allora qui si tratta di capire, non ho dubbi che in questi anni qui di crisi andare al centro per l'impiego non trovavi la soluzione. Da qui a dire che era colpa del centro per l'impiego, no, questo è il punto. Quando le province, diciamo, erano ben organizzate, dico in Veneto perché dopo il resto d'Italia alziamo le mani, i centri funzionavano, si parla di tanti anni addietro, poi via più sono saliti le interinali, sono cresciute sempre di più altre società e sono venuti meno. Questo è stato il frutto di una scelta politica. A un certo punto si è pensato, facendo un disastro, di cancellare le province, di tagliare le risorse, di bloccare le assunzioni, di ridurre le dotazioni organiche, di mettere questi servizi in una condizione di non poter essere efficienti e dare anche le risposte che servivano. Questo è stato il frutto di scelte politiche. L'austerità in questo paese qui, al di là degli slogan, ha voluto dire taglio alle risorse, taglio ai servizi, e questo ha incrociato anche i centri per l'impiego. Oggi si decide attraverso questa misura, ripeto, poi noi abbiamo delle perplessità, perché
punto di fondo è questo: tu puoi fare i migliori centri per l'impiego del mondo, puoi dare redditi di cittadinanza, tutto quello che vuoi, ma le 3 offerte di lavoro famose, se non si crea lavoro, se non si fa una politica degli investimenti, non è che è il centro dell'impiego che può crearti il lavoro e darti l'offerta di lavoro. Bisogna fare una politica del doppio binario. Va bene la risposta in termini di sostegno al reddito, a maggior ragione se indirizzato alla fascia di povertà assoluta, ci mancherebbe altro, ma se non fai dall'altra parte politiche economiche che rilanciano gli investimenti, le infrastrutture, la creazione di lavoro, darai il reddito e basta. Questo è il grande limite di questa misura. Ecco, allora qua ci allacciamo dopo la pubblicità, però il discorso che cosa sarebbe dovuto fare secondo voi, secondo il sindacato, nella manovra, per quel che riguarda poi la nostra area territoriale in modo particolare, poi nel resto. Sì. A dopo e rispondiamo anche a dei messaggi.